amministrative, oggi alle 15 aperte le urne al voto nella Marca, oltre 700.000 elettori, 55 i comuni trevigiani al rinnovo, seggi aperti fino alle 23 di oggi e poi domani dalle 7 alle 23. 2 ring speciali domenica e lunedì sera, un'edizione straordinaria non stop dei nostri TG. Antenna 3 seguirà in diretta il verdetto delle europee, i nuovi sindaci dei comuni al voto. Torna a casa dal lavoro in bici travolto da un'auto, gravissimo, 34enne accaduto a Mansuè sulla provinciale 50, a marzo a pochi metri un altro incidente dall'esito mortale. Si appostava dietro le auto in sosta e poi aggrediva e derubava le donne. 30enne di Gorgo al Monticano denunciato dai carabinieri. Oltre 1000 persone per l'ultimo saluto a Barbara Carron, morta per un tumore a 51 anni. Nell'omelia letto uno dei messaggi che l'imprenditrice ha lasciato sul valore del tempo e della vita. Ultimo giorno di scuola per gli studenti delle superiori. All'Istituto Cerletti si festeggia con il tradizionale rito, la sfilata dei trattori per il centro di Conegliano. Sport, rugby, un'ottava prova del Benetton non basta per superare i quarti di finale dello URC. A Pretoria i Leoni hanno perso per 30-23. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Primo giorno di voto oggi con l'apertura alle 15 dei seggi che chiuderanno stasera alle 23 per poi riaprire domani dalle 7 alle 23. Cittadini chiamati alle urne per le elezioni europee e per 309 comuni in Veneto, 55 in provincia di Treviso, dove verrà rinnovato sindaco e consiglio comunale. Signora, può votare? Prego, signora. Ore 15 si aprono i seggi nel primo giorno di votazioni con il debutto del sabato. 3.700.000 veneti alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo, mentre in 309 comuni della nostra regione cittadini chiamati ad esprimersi anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. 24 quelli con oltre 15.000 abitanti dove, ad eccezione dei casi in cui ci sono solo 2 contendenti, se nessun candidato terrà il primo turno la maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno. Nella Marca trevigiana 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti, Mogliano, Vittorio Veneto, Paese e Preganziol. In questi ultimi 2, essendoci solamente 2 candidati, non ci sarà rischio ballottaggio, mentre a Mogliano e Vittorio i cittadini potrebbero essere richiamati alle urne tra 15 giorni. Nei centri dove si vota sia per le amministrative che per le europee, 2 le schede che verranno consegnate agli elettori, che dovranno esibire tessera elettorale e documento. La prima è la scheda delle elezioni europee di colore marrone, la seconda è la scheda per le elezioni amministrative comunali, appunto di colore blu. Nelle sedi elettorali la giornata era iniziata alle 9 con la costituzione dei seggi, poi sigillati in attesa dell'apertura alle 15. C'è un processo di vidimazione delle schede, di siglatura da parte degli scrutatori e quindi una volta completate queste operazioni e redatto il verbale per la giornata la mattinata di oggi, si chiudono appunto le sedi elettorali. Al momento del voto per le europee sarà possibile esprimere anche la propria preferenza scrivendo il nome di uno o più candidati, ma in quest'ultimo caso attenzione all'alternanza tra uomini e donne. Preferenze anche per le amministrative, ma se nei comuni fino a 5.000 abitanti si potrà scrivere un solo nome, in quelli più grandi le preferenze potranno essere 2, ma anche in questo caso dovranno riferirsi a candidati di sesso diverso. Differente invece il discorso per il voto disgiunto. Il voto disgiunto è possibile solo nelle comunali, anche perché per le europee non avrebbe senso perché il sistema è di tipo proporzionale, quindi non ci sono coalizioni, ci sono singole liste. Dunque sabato urne aperte fino alle 23, domenica dalle 7 alle 23 e poi al via subito lo spoglio. Il primo spoglio sarà quello delle europee alle 23, quando vengono chiusi i seggi. E poi lunedì invece alle 14 ci sarà lo spoglio per le amministrative. E questa prima giornata di voto a Fanzolo di Vedelago è stata funestata da una tragedia che ha colpito il presidente di un seggio. L'uomo era atteso alle urne, ma non vedendolo arrivare gli scrutatori hanno dato l'allarme. Il 33enne è stato purtroppo trovato senza vita nella sua abitazione, colto da un malore fatale. L'improvvisa e tragica scomparsa del presidente di seggio non ha comunque rallentato le operazioni di voto, visto che nel frattempo era già stato chiamato
trovato un sostituto. E le elezioni europee ed amministrative saranno anche quest'anno seguite da Antenna 3, pronta come sempre a raccontarvi in diretta ora dopo ora l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte domenica sera alle 21 con uno speciale ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata a risultati e commenti con gli ospiti in studio. Il giorno dopo, lunedì dalle 8 del mattino, si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccogliere lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince e chi perde e tutti i commenti della politica. Fine giornata al momento di tirare le fila della sfida. Dalle 21 nuovo speciale ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel nostro territorio. Ed ora chiudiamo questa pagina dedicata alla tornata elettorale che si è aperta oggi pomeriggio alle 15 per la cronaca con la notizia dell'ennesimo grave incidente che si è verificato sulle strade della nostra provincia. È accaduto sulla provinciale 50, la strada che da Oderzo porta a Porto Buffolè. Un giovane lavoratore che rientrava a casa in bicicletta è stato travolto da un'auto, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. Via per Oderzo, Mansuè. Erano circa le 23 di venerdì sera quando lungo la strada provinciale che da Oderzo porta verso Porto Buffolè un automobilista ha investito un 34enne di origine straniera mentre era in sella alla sua bicicletta. Un impatto violentissimo che ha distrutto la bici e sbalzato l'uomo fino al campo vicino. L'uomo, dipendente di un'azienda vicina dove è accaduto l'incidente, aveva appena terminato il turno di lavoro e stava procedendo in sella alla bici in direzione Oderzo quando è stato investito da un'auto di grossa cilindrata. Le condizioni del 34enne sono parse da subito gravissime. Necessario infatti l'intervento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza per estrarre l'uomo dal fossato e dell'elisoccorso del SUEM 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello, dove è tuttora ricoverato. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Qua la velocità dopo le 5:30, 6 di sera è un po', ognuno fa quel che vuole. Gli incidenti sono successi diversi e anche mortali, però abbiamo che mettere un limite anche alla velocità su questo pezzo di strada qua, perché si rende molto pericolosa, anche per chi è in bicicletta, tanti è senza faro in bicicletta e perciò i casi succedono. L'ennesimo incidente porta ancora al centro del dibattito la pericolosità della provinciale 50, un rettilineo teatro negli anni di gravissimi incidenti anche mortali. L'ultimo agli inizi di marzo che aveva visto coinvolti 2 anziani, uno di questi deceduto dopo una settimana di agonia in ospedale. Necessario, secondo i residenti e i titolari delle aziende che affacciano sulla strada, un intervento mirato per garantire la sicurezza di quel tratto e fare in modo che vengano rispettati i limiti di velocità. No, neanche l'autovelox, chi fa un fiappire salvaguardia come forze dell'ordine, vigili, roba del genere. E macchine passa come i proiettili. Là l'altezza del tabello di 70 km all'ora, che sì, anche quello là è incidente mortale. Dopo ne succedono diversi. Comunque chi corre, non è nessuno che rispetta il limite qua. È accusato di aver aggredito e rapinato 2 donne mentre salivano in auto. Un 30enne di Gorgo al Monticano è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Si appostava vicino alle auto parcheggiate e poi, quando arrivavano le proprietarie, nel momento in cui salivano a bordo delle proprie vetture, ne approfittava per derubarle e scappare con la refurtiva. È stato denunciato dai carabinieri un 30enne di Gorgo al Monticano. I fatti risalgono al 2023, quando nel mese di marzo erano stati messi a segno 2 colpi a Oderzo e a Cessalto. Vittime 2 donne di 50 e 59 anni. Un malvivente senza scrupoli che aveva in un caso minacciato a morte con un punteruolo una donna e nell'altro quasi investito una 50enne che si era aggrappata al finestrino della sua auto mentre cercava di scappare a tutta velocità con la refurtiva. La signora era infatti appena salita nella sua vettura quando il ladro l'ha derubata di 2 borse e dei soldi contenuti. Il malvivente, inseguito dalla 50enne, era comunque riuscito a scappare. Vittima dell'altra rapina messa a segno dal 30enne, una donna di 59 anni salita in macchina per tornare a casa e minacciata di morte con un punteruolo, strumento utilizzato anche per rompere il finestrino
quello del lato passeggero. La donna era stata anche colpita con pugni dritti al volto mentre cercava di trattenere i suoi averi, rubati cellulare, denaro e documenti. I carabinieri, dopo attente indagini, sono riusciti ad individuare e denunciare l'uomo, ora indagato per furto con destrezza e rapina. Fondamentale per l'identificazione l'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle parti lese e dei cittadini. È stato convalidato al termine dell'udienza per direttissima di questa mattina l'arresto di una 23enne che ieri pomeriggio era stata fermata dai carabinieri di Montebelluna dopo essere stata scoperta a rubare dagli scaffali di un supermercato della merce che poi aveva nascosto addosso. La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari. Prima a San Trovaso di Preganziol, poi a Roncade, sono sempre di più i casi di truffe dello specchietto che vedono vittime ancora una volta gli anziani. Si stanno moltiplicando nelle ultime settimane le cosiddette truffe dello specchietto. Una decina di giorni fa alcuni cittadini raggirati nella zona di Preganziola, a San Trovaso per l'esattezza, da 3 uomini che una volta individuata la vittima di turno, solitamente anziani, in quel momento soli in auto, li hanno avvicinati accusandoli di aver danneggiato lo specchietto della loro vettura e con la minaccia di chiamare le forze dell'ordine si sono fatti consegnare i soldi che la persona aveva in quel momento con sé. In un caso nelle mani dei truffatori sono finiti 100 euro. Modus operandi simili per 2 episodi accaduti a Roncade, il cui protagonista non è chiaro sia collegabile ai fatti di Preganziol. In un primo caso una donna è stata avvicinata con la scusa di aver urtato lo specchietto e ha consegnato circa 100 euro. Venerdì mattina invece è stato simulato un urto sulla fiancata di un'auto. È un'auto grigia con un conducente dai 35 ai 45 anni, quindi giovane, e con uno spiccato accento meridionale, dove ha fermato questa signora anziana, quindi anche inseguendola in auto e dicendogli che aveva urtato la macchina e fatto un danno ben più grosso. Questa persona, come già successo nel caso dello specchietto, ha puntato molto sulla fragilità emotiva della vittima, minacciando l'intervento delle forze dell'ordine. Chiamo i carabinieri, le toglieranno la patente, lei non potrà più andare a fare la spesa, quindi proprio con una tecnica così si è fatto estorcere purtroppo quasi 500 euro, addirittura con una sfacciataggine incredibile perché in centro paese ha aspettato che la vittima andasse a fare bancomat. Alla fine l'anziana ha consegnato all'uomo 450 euro. Questa persona ha proprio insistito anche alla fine dicendo attenzione che se parla con qualcuno di questo episodio poi io chiamerò comunque i carabinieri che le tirano via la patente. Quindi ha creato anche il passo dopo per evitare che magari per vergogna o comunque per paura di ritorsione non vada a denunciare e quindi completano l'opera in questa maniera. L'appello di Demma alle vittime che spesso per vergogna non denunciano e non raccontano l'accaduto nemmeno ai familiari è di non farsi intimorire ma di chiamare a loro volta le forze dell'ordine. Prendete le redini voi, anche perché nella vita può capitare di urtare un'auto in caso, se ha sbagliato c'è l'assicurazione, in serenità capita e quindi se per caso fosse così si fa e al caso si va chiamati i carabinieri. Oltre 1 migliaio di persone questa mattina nella chiesa di Carainati a San Zenone degli Ezelini hanno dato l'ultimo saluto a Barbara Carron, l'imprenditrice scomparsa a 51 anni dopo aver combattuto contro un cancro. Toccanti le parole che ha lasciato in una sorta di diario dell'ultimo tratto della sua vita, parole che Don Luigi Bordignon ha voluto leggere nel corso dell'omelia. Ho imparato a vivere il tempo. Quanto mi piace quel concetto del non ho più tempo, che è così diverso dal non ho tempo. È uno dei passaggi del testamento spirituale che Barbara Carron ha lasciato alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che la conoscevano. E in oltre 1000 non sono mancati all'ultimo saluto ad una delle imprenditrici della Marca, ma dell'intero Nord-Est. Dentro e fuori la chiesa di Carainati, frazione da dove il papà Angelo ha sviluppato l'impresa edile, divenuta oggi uno dei colossi delle costruzioni. E i volti tristi del direttore dell'ULSS Trevigiana Francesco Benazzi, ma anche quello di Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, e dell'ex vicepresidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, si mescolavano a quelli di tanti capitani d'azienda che con Barbara e i suoi fratelli continuano a testimoniare la forza e l'intraprendenza economica di questi territori, ma anche l'inconsapevolezza del tempo che passa. Ed è soprattutto a loro che Barbara ha voluto lasciare un messaggio. E poi mi vengono in mente tutte le cazzate per le quali mi preoccupavo e mi sembra un secolo fa e mi fanno sorridere, ma poi anche incazzare perché forse mi rendo conto che ho perso tempo, del tempo prezioso che non tornerà più.
Struggente la preghiera che la famiglia ha voluto per Barbara. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i presenti e anche coloro che non possono esserci, ma che pregano e ricordano Barbara, affinché la sua anima viva sempre nei nostri cuori e sia libera di volare verso l'abbraccio infinito e amorevole di Dio e del nostro papà. Che la morte di Barbara non sia fine, ma inizio di una nuova speranza di vita per tutti, soprattutto per la famiglia, i nipoti e la mamma. Poi i 12 nipoti che l'hanno salutata così. Ti volevamo dire che hai lasciato tanto e tutti noi cercheremo di continuare a farlo per te. Ti promettiamo, zia, di scegliere nella vita ciò che ci rende felici, come tu ci hai sempre invitato a fare. Ti promettiamo di continuare i tuoi progetti e i tuoi sogni affinché i tuoi messaggi di tenacia, cura e gratitudine possano essere un dono per tanti. Salutiamoci oggi con la consapevolezza che siamo fortunati. Questo hai sempre voluto trasmettere. Infine l'uscita dalla chiesa con la maglia del Calcio Padova e un commosso Marcello Cestaro con cui Barbara aveva condiviso la promozione in Serie B. Ha segnato l'ultimo atto della cerimonia prima della tumulazione nella tomba di famiglia. E si terranno martedì prossimo alle 11 presso la parrocchiale di San Martino i funerali del generale Mario Chiesa, morto improvvisamente ieri mattina nella sua casa di Conegliano, 83 anni. Chiesa è stato a capo della brigata Cadore, ma è particolarmente ricordato quando all'inizio degli anni 80 da colonnello ha comandato il gruppo di artiglieria da montagna Conegliano. Un momento particolare per il gruppo quando venne assegnata la caserma Piave ad Udine dopo gli anni alla Spaccamela in conseguenza al terremoto del 76 che aveva raso al suolo la caserma Goi Pantanali di Gemona. Tanti gli artiglieri alpini, ufficiali, sottufficiali e soldati che ricordano il generale Chiesa come comandante giusto ed equilibrato, ma soprattutto orgoglioso di avere riportato a caserma operativa quello che era stato per decenni un deposito mezzi. Cambiamo ora decisamente argomento, parliamo dell'ultimo giorno di scuola perché oggi gli alunni delle superiori hanno terminato appunto le lezioni, festa in città, ma i maturandi da lunedì torneranno a studiare in vista della prima prova scritta il prossimo 19 giugno. I caroselli di auto e clacson con l'intervento della polizia a placare gli entusiasmi eccessivi, i brindisi e la festa ai bar. Ultimo giorno di scuola per gli studenti delle superiori trevigiane, tra il sollievo per la fine delle lezioni e la preoccupazione per gli alunni dell'ultimo anno per l'esame di maturità. Finalmente ci stiamo divertendo, ieri all'evento Immaturi ci siamo divertiti, adesso stiamo festeggiando la fine della scuola, non vediamo l'ora, è un bel momento. Il 19-20 abbiamo gli iscritti e poi l'orale. Oggi bisogna festeggiare. Bravo! Ma da domani si studia però? Da dopodomani, da lunedì. Da lunedì. Max! Weekend e festa. Questo weekend facciamo festa e poi da lunedì studiamo tutti i giorni. Siete pronte? Sì, dai, diciamo. Speriamo di sì, che vada tutto bene. Un po' di paura ci sta sempre. Ed impazza già il Tototemi. Sappiamo varie tracce per quanto riguarda l'attualità, dopo speriamo, io almeno spero come Svevo, come autore, perché è quello che conosco meglio. Si guarda il 19 giugno tra chi ha qualche timore nell'avvicinarsi della prova che comunque segna la carriera scolastica di ogni ragazzo e chi invece ostenta sicurezza. A posto la maturità, l'ho già studiato tutto, sono carico. Siamo pronti. Esami a giugno, li passiamo. Ma oggi è il giorno della festa, da lunedì si tornerà sui libri. Siamo tutti molto felici di essere arrivati alla fine, insomma, perché sono stati 5 anni difficili. Comunque tanti bei ricordi, infatti siamo tutti qui insieme a festeggiare e non vediamo l'ora di affrontare l'esame e superarlo, speriamo. Ciao! E a Conegliano ora, dove l'ultimo giorno di scuola, come da tradizione, è stato festeggiato dagli studenti del Cerletti con il tradizionale corteo dei trattori.
Niente campanella al Cerletti di Conegliano. A segnare la fine dell'anno scolastico e per i più grandi l'inizio della tanto temuta maturità sono i rombi dei motori e i clacson dei trattori. Si è rinnovato anche quest'anno il tanto atteso rito dell'istituto. 80 i trattori che hanno sfilato per le vie del centro tra felicità, spensieratezza e tanto entusiasmo. Dopo tutti questi anni che ho passato al Cerletti, finalmente ce l'abbiamo fatta. È un onore quasi essere diplomati in questa scuola, soprattutto per anche questa festività che si fa, il rito di fine anno, diciamo. Cosa ti aspetti per il futuro? Di andare avanti con tutti i miei progetti. Quali sono? Continuare l'azienda di famiglia e ingrandirla. Bellissimo, ultimo anno di scuola, lo chiudiamo bene come sempre con una bella inaugurazione. Adesso ci divertiamo, facciamo un po' di casino. Giustamente, affrontiamo gli esami e speriamo che vada tutto bene. Anche quest'anno siamo riusciti, tantissimi trattori e meglio di così. Questa scuola è proprio uno stile di vita, ti include, ti dà tante possibilità. Partiti dalla scuola e scortati dalla polizia locale affinché tutto il corteo si muovesse in sicurezza, con capofila della carovana la preside dell'istituto. Gli istituti tecnici agrari hanno proprio nelle loro corde questa volontà di portare avanti l'agricoltura e anche in termini di sostenibilità. Bisogna fare molto in questo ambito, so che anche la scuola si sta impegnando in questi termini. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, un aggiornamento di cronaca con una notizia relativa ad un altro incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi. Siamo a Cimadolmo lungo la provinciale 33, c'è stato uno scontro improvviso tra un trattore ed una vettura, il mezzo agricolo, lo vedete nelle immagini, si è rovesciato e subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l'autista del mezzo agricolo portandolo all'ospedale. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ed ora andiamo a Padova perché continuano gli appuntamenti liturgici della Tredicina nella Basilica del Santo e ad accompagnare i pellegrini che sono arrivati dalla diocesi di Treviso il vescovo Monsignor Michele Tomasi. Un'assemblea davvero molto numerosa, questa sera siamo davvero contenti di poter accogliere voi carissimi fratelli e sorelle, pellegrini e pellegrine della diocesi di Treviso, a rinsaldare ancora una volta questo vostro legame con Sant'Antonio a cui vogliamo affidarci sin da subito. Diamo il nostro saluto cordiale e fraterno al vostro Vescovo Michele, che ringraziamo per la sua presenza così fraterna e per tutti i numerosi sacerdoti che concelebrano in questa Eucaristia. E grazie da parte nostra, mia, personale, di tutte le comunità per l'accoglienza. Caro Rettore di questa Chiesa, caro Padre Antonio, ai confratelli e tutti per l'accoglienza sempre così davvero fraterna. Grazie ai confratelli nel presbiterato, grazie al diacono, grazie a tutti voi per essere qui insieme e anche a voi davvero è sempre commovente, tocca il cuore vedere la fede bella e profonda che ci lega al Signore Gesù Cristo attraverso questa figura di Sant'Antonio che interpelliamo per tutte le esigenze, per tutte le necessità delle nostre comunità, delle nostre famiglie, nostre, personali, di tutte le persone che ci stanno a cuore. Oggi, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, che è la giornata mondiale di santificazione dei sacerdoti, preghiamo, vi chiedo davvero di pregare per i sacerdoti, per il loro servizio, per la loro gioia nella sequela del Signore.
per quelli che riescono con forza e con coraggio a svolgere il ministero, per quelli in difficoltà. E siamo ora alla pagina dello sport con il rugby, un'ottima prova del Benetton non basta per superare i quarti di finale dello URC. I Leoni, che hanno giocato a Pretoria, ospiti dei Bulls sudafricani, sono usciti sconfitti dal Loftus per 30-23, ma la partita è stata sempre in equilibrio, 2-1 nel primo tempo a favore dei Bulls, poi il Benetton riapre i giochi portandosi sul 20-18, una distrazione in difesa, i sudafricani allungano sul 27-18, ma il neozelandese Fekitoa riapre tutto con una meta personale. Così a 10 minuti dalla fine i Bulls conducono solo 27-23 nel finale. Il Benetton a chiudere in attacco, gli ultimi istanti sono da brividi, con Lamaro e compagni fermati sulla linea di meta e vicinissimi al pareggio. E continuiamo con lo sport, con la Corri Treviso 2024, 34esima edizione, oltre 700 gli atleti che ieri sera hanno partecipato alla classica corsa su strada nel centro della città. Eccoli qui, sono applausi per i nostri atleti, 3 giri da 3.300 metri. La grande carica dei 700 che all'ora del tramonto hanno invaso Treviso per una serata all'insegna dello sport. È la 34esima edizione della Corri Treviso, la storica corsa, grande classica su strada che anima il centro della città con diversi percorsi per le diverse gare. La più partecipata, 651 iscritti, la gara Open, 9 km e 900 metri per tutti, alla quale si sono affiancate le 2 gare per i 47 atleti d'élite, 5 km per le donne e 10 per gli uomini. A tagliare per primo il traguardo in Piazza Duomo, dopo un primato indiscusso nei 10 giri tra Calmaggiore, via Martiri della Libertà, Piazza Borsa e via Manin, il 23enne brianzolo Luca Alfieri dell'Atletica Casone, che con 30 minuti e 11 secondi si è aggiudicato il record della gara, 2 secondi meglio di quanto Daniele Meucci aveva realizzato sotto la pioggia nel 2023. Per le donne ad aggiudicarsi la vittoria Elisa Bortoli, l'atleta bellunese prevale in volata sulla trevigiana Moretton, che non riesce a bissare la vittoria dell'anno scorso. Luca Zanet e Erika Michelan vincono la prova Open, grande soddisfazione per l'organizzazione. È stato un record di presenza, abbiamo raggiunto i 700 partecipanti totali, quindi questo ci riempie di gioia e ci ripaga del tutto il grande lavoro fatto in questo periodo. Una serata di sport che ha evidenziato anche la bellezza di Treviso, toccando nei percorsi di gara alcuni degli scorci più suggestivi della città, dal Duomo a Piazza dei Signori, passando per i ponti sul Sile, portando gli atleti a correre a fianco di alcuni dei monumenti più belli di Treviso. Cerchiamo di dare il massimo noi, la città poi è bellissima, quindi noi ci mettiamo il massimo, blindiamo il percorso, ci mettiamo tutta la nostra forza per renderlo più bello possibile e questi commenti degli atleti ci ripagano. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Urne aperte dalle 15 di oggi anche in tutta la provincia di Belluno, dove oltre alle europee si vota anche per il rinnovo di 31 amministrazioni comunali da Borgo, Valbelluna, Ponte nelle Alpi, da Arsia a Comelico Superiore. Nella metà dei comuni al voto si è presentata solo una lista e quindi un candidato sindaco. Per questo l'avversario più temuto è il quorum, fissato al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Fondamentale nel bellunese è quindi il dato sull'affluenza. La prima percentuale utile sarà diramata nella tarda serata di oggi alle 23 con la chiusura dei seggi. Si vota domani tutto il giorno dalle 7 alle 23. La cronaca, ora telecamere al setaccio e indagini serrate a Sedico per fare piena luce sulla violenta rissa scoppiata ieri nel tardo pomeriggio. Non si esclude l'uso di un coltello ed è caccia ai soggetti coinvolti. È stato un sabato di indagini per gli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di fare luce sulla violenta rissa scoppiata in centro a Sedico e che ha visto fronteggiarsi alcuni ragazzi a pochi passi dalla sede del municipio. Clima teso, urla, strattonamenti e sarebbe spuntato anche un coltello, come riferito nell'immediatezza da alcuni testimoni oculari. Quelle scene da Far West nel cuore della cittadina non potevano passare inosservate. 2 giovani in particolare avrebbero aggredito un terzo, a sua volta difeso da una ragazza.
ragazza armata, si fa per dire, di un cartello stradale. Nelle vicinanze sarebbero stati poi ritrovati anche un manganello e dello spray al peperoncino, un armamentario quindi che potrebbe suggerire una sorta di regolamento di conti, ma ogni ipotesi va accertata. Il punto è che al momento dell'arrivo delle volanti i protagonisti del parapiglia si sono dileguati, un gruppo sarebbe salito su un'auto che poi sfrecciata via, la stessa ambulanza del 118 è rientrata vuota, impossibile quindi stabilire se qualcuno sia rimasto ferito, seppur lievemente. La squadra mobile, subentrata nell'indagine, sta acquisendo anche le immagini della videosorveglianza alla ricerca di riscontri oggettivi. L'impressione è che a stretto giro possa chiudersi il cerchio su giovani coinvolti e movente. Ed è in corso a Feltre la manifestazione sportiva ciclistica Castelli H24, alla quale è presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco. L'evento prevede la corsa su un circuito ad anello che si snoda lungo le mura della parte storica della città dalle 21 di ieri alle 21 di oggi. 81 le squadre, formate da un numero minimo di 8 atleti ad un numero massimo di 12, tra questi appunto i pompieri bellunesi che gareggiano a scopo solidale a favore dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, perché un giovane collega Vigili del Fuoco è affetto da questa terribile malattia ed è ormai costretto a letto. Alla Castelli c'è anche una parata di stelle da Paolo Belli a Yuri Chechi, passando per Justin Matera e Paolo Chessissoglu. L'altopiano di Sovramonte si mobilita per avverare il sogno di Massimiliano Slongo, giocatore di calcio e consigliere comunale, morto lo scorso gennaio. Quando si fa qualcosa per una persona che ha fatto tanto per tutti, nessuno dice di no. Proprio per questo non mancava nessuno a Sorriva di Sovramonte per il torneo dedicato a Massimiliano Slongo, uomo di sport e amministrazione, morto a soli 40 anni a fine gennaio per un male incurabile. Fino all'ultimo Slongo, per tutti Max, non si è mai sottratto ai suoi impegni e alla sua grande passione. Cristian Zannini, che del calcio Sovramonte è presidente, ricorda un dialogo avuto con l'amico pochi giorni prima della scomparsa. Quel giorno ci disse: quest'estate bisognerebbe fare una lotteria per tirar su soldi per riuscire a fare questa palestra pesi. E noi, essendo che lui non c'è più, abbiamo deciso di organizzare una festa per riuscire nel suo ultimo sogno che aveva. E quel sogno, grazie agli amici di una vita, ora è più vicino, una palestra con i pesi da mettere a disposizione dell'intero altopiano. Che può andare bene sia per noi, per la polisportiva Sovramonte, per lo sci club Croce Daune, ma anche per tutti i cittadini che, essendo che noi per spostarsi bisogna andare a Feltre per avere una palestra, avendola qua al comune sarebbe molto più semplice per tutti. Sport e impegno, da Sovramonte l'appello è rivolto soprattutto ai più giovani. Fate sport, aiutate la comunità, fate quello che faceva Massimiliano, che come abbiamo visto lo scorso fine settimana è stato ricordato da chiunque, da giovani a vecchi, e provate a fare quello che faceva Massimiliano e diventerete importanti come è stato lui per noi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alla nostra sigla e subito dopo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.